La Guardia di Finanza di Este ha individuato 66 lavoratori in nero irregolari, di cui 4 beneficiari di oltre 50.000 euro di reddito di cittadinanza poi revocato. Tutto è partito durante il periodo del lockdown, quando i militari del reparto di Este avevano fermato un autocarro con a bordo 4 marocchini sprovvisti del modello di autocertificazione che avevano giustificato il loro spostamento per motivi di lavoro. Gli operanti si sono insospettiti dal fatto che in pieno lockdown e per l'appunto nel giorno di Pasqua un autocarro circolasse con 4 persone a bordo. Gli occupanti erano tutti cittadini extracomunitari e avevano dichiarato di essere dei lavoratori agricoli che si stavano recando al lavoro su terreni siti nel comune di Tribano. Grazie alle indagini, gli uomini della finanza sono riusciti ad accertare come fossero assunti con contratti irregolari dal datore di lavoro che avevano indicato e che su quest'ultimo, anche lui extracomunitario, gravasse già un rifiuto al rinnovo di permesso di soggiorno perché denunciato per caporalato. A questo punto i controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso hanno permesso di riscontrare che tutti i 66 dipendenti occupati in attività agricola erano assunti irregolarmente o completamente in nero. Al datore di lavoro sono state contestate sanzioni per oltre 74.000 euro. Infine le indagini hanno permesso di accertare che 4 lavoratori percepivano il reddito di cittadinanza, misura assistenziale revocata con il recupero dei 12.000 euro già erogati e il blocco degli ulteriori 38.000. Ma l'operazione fa parte di controlli ad ampio spettro, messi in atto dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle in materia di prestazioni sociali agevolate, che hanno permesso di recuperare 136.000 euro. 21 erano afferenti proprio ai soggetti percettori del reddito di cittadinanza. Sono stati indagati 31 nuclei familiari e in particolare nel 90% dei casi, quindi in 19 situazioni sulle 21 esaminate, è emersa appunto una situazione di non spettanza del beneficio.